Intanto incominciamo, buonasera a tutti da me, da Ugo Lucin, da Elena Franchi, che daremo voce, almeno in parte, poi ci sono i moderatori, ci sarà chi è più bravo di noi per gestire la giornata, il pomeriggio. E oggi siamo qua, ci siamo trovati qua per il corso, il secondo convegno, scusate, che viene organizzato qua alla Vista. L'anno scorso ci eravamo trovati, abbiamo parlato di mezzo fondo, quest'anno ci troviamo e troviamo a parlarci di forza per la velocità. Questo è il titolo del convegno, verranno chiamati importanti relatori, già l'avete visto nella locandina di invito, quindi daremo la parola a persone che di forza ne capiscono tanto, ma la prima parola va di diritto, a nostro avviso, a colui che è il deus ex machina di questi convegni, che riesce a mettere in piedi un'organizzazione importante, non semplice, riesce a avere i contatti con allenatori importanti, con la federazione, col comune, qui rappresentato dall'assessore Paolazzi. Quindi darei volentieri la parola a Paolo Pedraz, a cui tributiamo un giusto applauso per parlare e introdurre il convegno. Ecco, sono contento che siamo arrivati a questo sabato e niente, questo è il secondo anno che facciamo il convegno. L'idea è che diventi un appuntamento fisso. Credo che io sono un istruttore, quasi allenatore di atletica, e penso che si parta comunque da qua, dalla formazione, e che questi convegni siano proprio molto importanti per divulgare le conoscenze, le novità, perché con gli anni si trovano anche cose nuove, insomma, in campo dell'allenamento. Io volevo ringraziare in primis comunque Pierino Endrizzi, che mi ha dato una grossa mano a mettere insieme questa cosa. Senza di lui sicuramente chiaramente ringrazio il professor Silvaggi, il professor Bonvecchio, il professor Carbonaro, che hanno accettato l'invito di venire qua alla Vis, il comune di Lavis, qua rappresentante appunto l'assessore Paolazzi, che ci ha dato, diciamo, il patrocinio con l'uso dell'auditorium a livello logistico, l'Atletica Trento, la Lavis Auto, il nostro amico che ci ha fatto da sponsor, Dolomiti Film che sta facendo le riprese, e sicuramente non voglio dimenticare di ringraziare, cosa che ho fatto l'anno scorso, che me ne sono dimenticato, i ragazzi che mi hanno dato una mano ad allestire i vari manifesti in giro per la Vis. Anche questa mattina ci siamo divertiti e li ringrazio sia per quest'anno che per l'anno scorso. Bene. Benvenuto anche da parte mia, come diceva Paolo Pedraz, il convegno è patrocinato anche quest'anno dal Comune di Lavis, pertanto io do la parola a chi in questa sede rappresenta il Comune, vale a dire l'assessore allo sport Luca Paolazzi. Grazie Elena, grazie Paolo. Aggiungo anch'io ringraziamenti, anche se li ho già fatti, ma li rifaccio. Mi aggiungo ai ringraziamenti soprattutto per Paolo, che in questi mesi insomma ci siamo interfacciati più volte per organizzare questo appuntamento e per renderlo non solo possibile ma anche fruito. Quindi credo che il grande merito vada soprattutto a lui e alle persone che appunto già citate da lui stesso lo hanno aiutato nell'organizzazione tanto del convegno ma quanto anche della logistica, perché poi in queste cose insomma conta anche l'arrivare preparati. Ho colto molto volentieri l'invito di Paolo, ma anche appunto la richiesta di patrocinio e di supporto per organizzare questo evento, perché credo che nello sport, ma in tutti gli ambiti, ci sia un grande bisogno di formazione. Spesso, credo in alcuni degli ultimi anni, si sia un po' dimenticato questo aspetto, ma ritengo che sia fondamentale, lo vedo anche in quello che faccio io, nella politica e altro, quello della formazione è un aspetto fondamentale per riuscire a creare appunto risorse nuove e che siano formate, capaci di affrontare quelle che sono le sfide, ognuno nel suo ambito, in questo caso appunto quello sportivo. Dall'altra mi piace insomma pensare che la Vis possa essere sempre di più un paese amico dello sport, non solo dello sport giocato, ma come in questo caso anche dello sport di formazione, come abbiamo fatto anche in un piccolo evento ieri sera, di uno sport anche raccontato dalla voce di chi lo pratica e di chi appunto allo sport dedica la vita. Io mi sto impegnando molto nella promozione delle attività sportive, non solo di quelle diciamo così agonistiche, ma anche di quelle rivolte alla promozione dello sport per tutti, anche con l'aiuto alle famiglie per riuscire
riuscire a come dire, far sì che tutti i ragazzi e le ragazze della VIS possano fare sport fino dalla prima età in avanti. Credo che sia un percorso importante, perché credo che lo sport rappresenti davvero uno di quegli elementi che fa da pilastro delle nostre comunità. Quindi ancora grazie a Paolo, ancora grazie alla FIDE, agli sponsor e a tutti quelli che hanno contribuito e contribuiranno oggi nel rendere sicuramente questo evento, questo appuntamento importante non solo appunto per oggi ma anche per il futuro di questo sport. Grazie mille. Allora, grazie Luca, assessore sport del comune di Lavis, che è diventato anche il mio comune da qualche mese, quindi si gioca in casa, ma giochiamo in casa anche con un rappresentante dello sport trentino, un rappresentante non solo come atleta, ma in questa veste direi triplice, se mi permetti, Norwich, perché la prima come dire, veste che ti diamo è quella di vicepresidente della FIDA, vicepresidente della FIDA ovviamente del comitato trentino, che ovviamente patrocina e dà una mano a organizzare questo convegno, ormai alla seconda edizione. Norbert, 2 parole, grazie. Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio per l'invito. È veramente bello vedere un convegno su questo argomento che a me è particolarmente caro, la forza e la velocità. Vi porto il saluto naturalmente del comitato, in particolare del presidente Giorgio Malfer. I convegni sono importanti, ne parlavamo proprio ieri in comitato, perché sono quelli che creano un po' l'humus per poter poi, per gli allenatori, avere la curiosità di imparare cose nuove e poi applicarle sugli atleti. Come sappiamo, la forza è un'arma a doppio taglio, a volte si può applicare e produrre un risultato, magari andare oltre i limiti e riuscire a raggiungere risultati che altrimenti non sarebbero raggiunti. In tanti altri casi invece la forza è deleteria e addirittura può distruggere gli atleti. Quindi è importante, ascoltiamo oggi cosa dicono i relatori, che sono sicuramente molto preparati, e poi non so, forse mi faranno partecipare anche a me in modo passivo come cavia, ma insomma vediamo di non rimanere sotto i pesi. Buon convegno a tutti. Grazie Norbert. Per inciso, Norbert è stato più volte campione italiano di lanci lunghi invernali e specialista del giavellotto, e da poco ha vinto la medaglia di bronzo in Coppa Europa di lanci. Il suo personale nel giavellotto è 80 e 37. Il convegno, dicevamo, è organizzato dalla FIDAL Trentino in collaborazione con l'Atletica Trento. In rappresentanza per l'Atletica Trento abbiamo qui oggi il presidente dell'Atletica Trento, appunto Andrea Ianes, a cui ora cedo il microfono. Beh, quando Paolo mi ha proposto di essere partner di questa iniziativa non ci ho pensato un secondo, perché da una parte Paolo è una garanzia, quindi non si rischiava nulla assolutamente. E poi effettivamente sì, noi crediamo molto nella formazione e sappiamo che questo è un territorio nel quale c'è appetito per queste cose, no? Quindi era sicuramente un evento importante, un'opportunità da non perdere, quella di avere questo tema trattato da relatori così prestigiosi e competenti, quindi assolutamente è importante esserci, è stata un'occasione che abbiamo colto volentieri. Adesso vediamo come questo tema, che è assolutamente intrigante non solo per gli specialisti dei salti e dei lanci, ma un po' per tutti, quindi vediamo come si svolge e speriamo di essere soddisfatti e ingolositi, come diceva prima anche Norbert, da questa provocazione che avremo oggi. Buon progetto a tutti. Ringraziamo le autorità intervenute per essere state brevissime, quindi hanno tolto poco tempo al convegno, e soprattutto possiamo già presentarvi i 2 importanti relatori che abbiamo qua alla VIS e abbiamo avuto veramente la fortuna di avere qui in questa occasione. Parto dal primo, parto da Nicola Silvaggi, CT della Nazionale del 2004-2008, responsabile del settore lanci per una vita, è stato anche docente presso l'Università di Tor Vergata di Roma e anche direttore attualmente tecnico dell'ufficio della FIDA. Altre cose, Nicola, altre 2000 potremmo dire per presentarti, ma insomma può bastare. Nicola, se vuoi dire qualcosa per introdurre oppure prendi posizione? Ok, parlerà coi fatti come sempre. Grazie Nicola. Benissimo, allora il convegno
convegno di oggi ha 2 relatori e poi naturalmente anche chi introduce e chi modera. Il primo relatore appunto Nicola Silvaggi, il secondo relatore che abbiamo contattato è Sergio Bonvecchio, che invito a prendere posizione. Sergio Bonvecchio è responsabile dei lanci del Comitato FIDAL Trentino, un allenatore specialista nazionale dei lanci con una vastissima esperienza, che allena tra l'altro atleti di punta come Norbert Bonvecchio e tecnico nazionale specialista. Il convegno sarà introdotto da Giorgio Carbonaro, che poi presenterò, al quale poi darò la parola, ma prima mi preme anche ricordare che abbiamo un moderatore di eccezione, Pierino Endrizzi, che è stato responsabile del settore a mezzo fondo, attualmente della FIDAL nazionale, attualmente è tutor del settore giovanile della FIDAL e metodologo della Federazione Italiana di Triathlon. Quindi Pierino Endrizzi, che farà da moderatore, e Giorgio Carbonaro, a cui ora cedo il microfono, lo ringraziamo anzi per aver accettato di introdurre. Giorgio Carbonaro è al momento responsabile del centro studi e ricerche della FIDAL, sul quale peraltro credo ora ci farà anche 2 parole. Grazie di nuovo. Grazie della presentazione, grazie soprattutto dell'invito. Diciamo che il centro studi della federazione è vivo, no? È molto attivo, ma è attivo non diciamo di luce propria, ma proprio invece grazie al fermento, all'interesse che c'è sul territorio per nell'organizzare queste iniziative. Cioè noi non potremmo ovviamente organizzare direttamente questi eventi, ma io vi posso dire che negli ultimi anni c'è stata una vera e propria esplosione di questo tipo di eventi. Posso dirlo non solo perché si danno questi famosissimi crediti formativi, che non è altro che uno strumento che in qualche maniera serve a convincere i tecnici, tra virgolette convincere per chi non si fa convincere, ma io penso che la grande maggioranza dei tecnici sono interessati ad approfondire queste tematiche, perché non è importante solamente stare sul campo, maturare tutte le esperienze sul campo come siamo tutti bravi a fare, ma bisogna anche fare uno sforzo, cercare di sapere qualcosina di più. E qui aggiungo anche il resto, cioè non è solamente una questione di partecipare a un convegno, di seguire relatori di elevato livello tecnico e scientifico, ma si tratta anche di approfondire. Io dico che per questo abbiamo a disposizione, cioè il centro studi mette a disposizione per tutti i tecnici tesserati tutto il materiale che esiste da ormai 45 anni. Questa è la data di nascita del centro studi e quindi della rivista Atletica Studi, è il 1970, forse non tutti lo sanno, ma voi avete a disposizione tutti gli articoli, circa 1500, online gratuitamente per i tecnici tesserati, e da poco tempo è possibile anche scaricare la rivista Atletica Studi. Questo ve lo dico perché poi noi stiamo cercando anche un pochettino di vedere quello che succede a livello internazionale da un punto di vista scientifico. Ormai i convegni a livello internazionale sono tantissimi e trattano tutti gli argomenti, però noi stiamo molto attenti perché mentre una volta si parlava di top level, di elevato livello, di miglioramento delle prestazioni, che comunque lo dico, per la federazione è un compito fondamentale, non c'è bisogno di dirlo, lo sappiamo tutti quanti, ma andando a vedere la letteratura internazionale noi troviamo diciamo che l'obiettivo dei ricercatori non è solamente ed esclusivamente l'alto livello. Sicuramente voi siete qui e avete interessi e obiettivi diversi. Abbiamo dei lavori incredibili di un livello scientifico elevatissimo, ad esempio sull'allenamento dei giovani. Negli anni '80 abbiamo cominciato a lavorare sul discorso di evitare la specializzazione precoce, di evitare che ci siano degli, come si chiamano, abbandoni da parte di ragazzi che praticano attività sportiva forse troppo intensamente. Poi c'è stata una sorta di rimbalzo per cui poi alla fine questi ragazzi non erano più allenati sufficientemente. Ecco, queste tematiche sono estremamente studiate, ma negli ultimi anni, lo dobbiamo dire perché noi dobbiamo essere attenti a tutto quello che succede nel mondo scientifico, c'è un grande interesse anche per altri 2 ambiti fondamentali, quello dei master,
perché non è più diventata una questione di campionati master o di corse su strada, è diventata una questione di tipo sociale. Quindi la pratica dell'atletica leggera, della corsa in particolare, ma di tutta l'atletica leggera, sta diventando di un interesse incredibile. Quindi questa breve premessa, diciamo, sul centro studi per dire che su questo argomento ci sono centinaia e centinaia di lavori a livello internazionale. Io devo però avvisarvi, c'è un po' un tranello in questo titolo, perché mentre uno penserebbe, vabbè, parliamo della forza? No, cioè sì, parliamo della forza, però come abbiamo parlato con loro due, cioè è forza per velocità, che è la formula fisica normalissima, che il cui risultato io non dico qual è, lo direi tu ovviamente, però vedete che il tranello, perché in effetti è un argomento, parte da un argomento molto specifico, cioè non è solo la velocità e la forza, è la componente velocità nelle esercitazioni con sovraccarico. Io ho scritto alcune domande a cui sicuramente i relatori daranno una risposta per prepararli. Quali sono le caratteristiche della forza? Si parla di forza di tanti tipi, è vero che ci sono tipi di forza o piuttosto qualcos'altro? Che differenza c'è nella forza utilizzata nelle discipline di potenza, i salti, i lanci, gli ostacoli, la velocità, oppure nell'endurance? Perché associare l'allenamento di forza all'endurance non è una cosa che si sente molto spesso. Quali sono i miglioramenti che possiamo ottenere? Quali metodi possiamo utilizzare per migliorarli? Che cosa si intende per esercitazioni con sovraccarica? Ecco, qui devo dire subito una cosa: se voi andate nella letteratura internazionale trovate due parole inglesi che utilizzano quasi tutti anzi, resistance training, al che qualcuno all'inizio pensava, bene, questo è l'allenamento per la resistenza, stiamo a posto, abbiamo trovato la risposta a tanti problemi. Invece resistance non è proprio la resistenza che pensiamo noi, tant'è vero che ormai nella lingua corrente nostra, ma non solo scientifica, tecnica, dobbiamo parlare di endurance, altrimenti non ci capiamo. La resistance è esattamente invece il lavoro contro una resistenza, quindi il lavoro con sovraccarico. Questo per nostra opportuna. Poi ci sono tutta un'altra serie di argomenti fondamentali e che vi prego appunto di ascoltare attentamente, non solo, ma anche di approfondire, avendo a disposizione il materiale che vi mettiamo a disposizione, che avete a disposizione online sul sito della federazione. Io vi ringrazio, vi lascio